Allora, siamo sempre con Daniele Tronco, segretario dello SPI-CGIL Metropolitano di Venezia. Stiamo parlando dell'area del veneziano. Allora, decrescita, diciamo così, poca natalità, queste con delle conseguenze e ripercussioni a vasto raggio naturalmente, molte casse integrazioni, crisi del settore turistico, però ci sono anche realtà che per fortuna vanno bene e crescono, insomma qualcosa di multiforme e non omogeneo. Situazione degli anziani, fragili, fragilità e come si stanno comportando per quel che riguarda la gestione, quindi i medici di medicina generale, le strutture che possono dare assistenza a questi anziani. Ci sono criticità particolari, tenendo conto anche delle isole e di Venezia centro storico, da cui ne abbiamo avuto diverse segnalazioni. Sì, bisogna dire che la situazione è molto diversificata anche nell'ambito della stessa provincia di Venezia. Bisogna tenere presente che la provincia di Venezia sono presenti due unità locali sociosanitarie, la 4 e la 3. La 4, che copre il Veneto orientale, sostanzialmente è rimasta immutata perché non ha subito, diciamo, accorpamenti nei recenti processi aggregativi del sistema sanitario. E nel Veneto orientale la situazione, diciamo che sia anche per la minor complessità della struttura socio-economica del territorio, è una situazione abbastanza positiva. Basti dire che si sono raggiunti gli obiettivi di vaccinazione in tempi più rapidi che in altre parti del territorio. C'è una presenza delle strutture territoriali a partire dalle nuove USCA, cioè che sono queste unità speciali che hanno l'incombenza di coprire in determinati casi le emergenze in una prima fase nelle RSA, nelle case di riposo, nella fase più acuta, tant'è che in Veneto orientale ci sono stati sì casi di contagio e di problematicità, ma molto controllati. Nell'USL 3 invece, che è frutto dell'accorpamento delle 3 precedenti unità locali, la situazione è molto diversa. Abbiamo una situazione che varia molto da distretto a distretto. Ci sono 4 distretti, l'1 e il 2 che sostanzialmente coprono Venezia, centro storico e Mestre, il distretto 3 che copre la riviera, insomma l'area della riviera del Miranese, di Spinea, è una parte, insomma, importante del territorio. Poi abbiamo il distretto 4 che copre Chioggia e Cavarzere, Cona e il territorio del basso. E sono situazioni molto diverse perché per esempio non dappertutto funzionano o c'è un numero di USCA sufficiente ai fabbisogni. Quindi vuol dire che dappertutto c'è un'omogeneità dell'atteggiamento delle medicine, dei medici e delle medicine aggregate. Nell'US 3 mi sembra, vado a memoria, ma ci sono solo 2 medicine integrate territoriali, una che copre una parte di Mestre e una che riguarda l'area di Mira, della riviera, dei comuni di Mira. Queste medicine integrate, per esempio, già in questi giorni stanno procedendo alla vaccinazione, cosa che per esempio in altre realtà non avviene, perché i medici ci dovrebbero consorziare, aggregare. Diciamo che dal punto di vista formale gli accordi sono stati fatti, ma c'è una grande differenziazione e c'è una grande confusione sotto il cielo. Ecco. Questo non è un positivo però per i cittadini. Poi dal punto di vista sindacale io qui devo denunciare 2 questioni. Il primo, che noi riteniamo che sia stato quantomeno imprudente fare il cambio della
delle direzioni generali in questo momento, in questa fase. Lei sa che le direzioni generali, la Regione ha proceduto a un cambio, un rinnovo e un cambiamento. Questo ha prodotto nella situazione veneziana una situazione di rinnovo, soprattutto all'US3, di quasi l'intero gruppo di testa di governo. Che prima andava bene oppure non era... Allora, distinguiamo dal punto di vista sindacale. Come settore sociale noi avevamo degli incontri abbastanza regolari. Dal punto di vista sindacale, nel rapporto con i lavoratori, invece nell'US3 ci sono sempre stati notevoli problemi con la precedente gestione. Quindi magari ci voleva adesso anche mi sembra che sia migliorata la situazione, però parlo per il sindacato dei pensionati. Unitariamente abbiamo chiesto più volte alla nuova dirigenza di incontrarci nel settore sociale. Certo. Noi abbiamo un tavolo, cosiddetto un tavolo anziani, che ha seguito per tutta una fase la situazione sulle case di riposo, dove meriterebbe un accento, perché le case di riposo, ricordiamoci che hanno perso più dell'8% degli ospiti, sia per effetto del Covid, sia per effetto del ritiro di molti ospiti, sia per effetto delle mancate entrate, perché non si poteva acquisire nuove persone per effetto sempre della prudenza relativa al Covid. Solo recentemente sono state autorizzate, quindi nelle RSA c'è una vera situazione di emergenza che noi abbiamo denunciato come SPI regionale e SPI territoriale, perché abbiamo, bisogna fare un intervento specifico di sostegno di queste strutture, perché altrimenti entreranno in crisi finanziaria ed è molto grave. Guardi che noi siamo già in presenza di aumento di rette a carico degli ospiti, sono insostenibili, che sono già abbiamo problemi sul personale, perché molti dei dipendenti delle case di riposo hanno scelto di transitare nella sanità pubblica, lasciando sguarnite le case di riposo. E poi manca ancora la conclusione di una legge sulla non autosufficienza che dovrebbe integrare queste attività come veri e propri centri di servizio territoriale a sostegno. Lì c'è bisogno di un intervento della Regione deciso per affrontare questo tema. Tenga presente che in provincia di Venezia 3/4 di queste strutture sono strutture private. Solo un quarto è di proprietà pubblica, cioè o proprietà mista. Quindi con costi abbastanza elevati, con costi per i soggetti, ma soprattutto con una difficoltà di governo del processo generale in questo settore. Leggiamo un attimo il messaggio che è arrivato, poi chiedo alla regia se ce ne sono altri di metterli in onda, perché dopo se no non riusciamo a leggerli, spesso succede così. Allora eccoli qua. Certo che questa pandemia ha cambiato la vita di tutti noi, soprattutto gli anziani come me, che mi sono trovata a 79 anni a stare chiusa in casa, a vivere nuove paure. E qua si collega al fatto che magari adesso con i vaccini teoricamente dovrebbe cambiare qualcosa, si spera. Come dite voi, gli anziani aumentano, ma che vita è quella che abbiamo davanti? Abbiamo lavorato una vita e ora visti come un peso per la società. Il fatto comunque di non essere autosufficienti è molto pesante per le persone, però ancor più non avere delle prospettive. Relativamente al discorso di poter uscire di casa, di avere maggiore libertà, ne parlavamo anche prima. Vaccini, situazione, noi abbiamo che 1 su 6, area veneziana, queste sono le vostre indagini, sfugge al vaccino, soprattutto gli over 80, 1535 rifiutano il vaccino e 6582 over 80 non sono stati trovati dall'USL, il 12% del totale. Insomma, questi benedetti ottantenni hanno preso, sono spariti, sono all'estero, dove sono andati? Non sono pochi. Non scherziamo. No, ho fatto la battuta nel senso. No, adesso guardi, noi abbiamo fatto un'iniziativa specifica come SPI,
adesso non so se può andare in onda, proprio un volantino che abbiamo diffuso rimettiamolo in onda, c'era anche social, prima, nella eccolo nostra, dove invitiamo le persone anziane ad andare a vaccinarsi, perché bisogna dire che il sistema della comunicazione non ha agevolato pienamente il processo di consapevolezza relativo al vaccino. Guardate che oggi il vaccino è sicuramente lo strumento per uscire da questa situazione. Ha anche delle controindicazioni, questo non va nascosto, però sono queste controindicazioni enormemente meno pesanti di tutti i vantaggi, perché se noi non facciamo il vaccino succede che aumenteranno i ricoverati, aumenta il carico sulle strutture sanitarie, aumenteranno i morti. Ecco, teniamo questa slide perché possiamo vedere le sedi. Le persone che hanno bisogno di aiuto, perché qui c'è un problema che ho detto prima, se c'è un elemento di critica che va fatto a chi ha gestito questo processo è che si sono cambiate le modalità. Per esempio all'inizio è stata mandata una lettera, una lettera che poi non si sapeva chi arrivava in mano, poi si è capito che mandare solo la lettera non è sufficiente, poi la prenotazione online, ma la prenotazione online soprattutto per le persone over 80 c'è un'oggettiva difficoltà innanzitutto per sapere che bisogna prenotarsi online, perché si dà per scontato che tutti siano informati, non è vero. C'è stata una finché è intervenuto il primo ministro Draghi che ha detto guardate, prima bisogna, e poi anche, scusate, faccio un passo indietro, c'è stata anche una indicazione ai centri vaccinali all'inizio, chi si presentava veniva vaccinato, non si può mettere un sanitario che sta in corsia alla tregua di un impiegato che sta in un ufficio, anche se è un dipendente del sistema sociosanitario, non si può vaccinare tutti a prescindere. Per chi si presenta, adesso si è recuperato, si è capito che se non si procede con una forte vaccinazione di massa a partire dalle persone più anziane, il sistema sanitario avrà sempre dei problemi, perché sono quelli che si ammalano più pesantemente e quelli che muoiono. I numeri, le percentuali non c'è una questione morale da questo punto di vista, c'è una questione sostanziale. Causa Covid non si parla della spesa che è aumentata, noi siamo gli ultimi e non abbiamo nessun ristoro. Questo ci è stato segnalato più volte, i prezzi sono aumentati, molti pensionati soprattutto in difficoltà sono ancora più in difficoltà di prima. Sì, certo, perché allora io capisco anche la difficoltà, certo sono tutte capibili le difficoltà che vivono certi settori nel nostro paese, citavo prima il turismo, adesso una città come Venezia che è vissuta per anni sul tema del turismo, adesso chi va a Venezia oggi, come capita a noi frequentemente nella città storica, rimane impressionato dalla, dalla bellezza di una città vuota che sostanzialmente ha quindi c'è un tema che riguarda il lavoro relativo a tutte queste professioni, però c'è anche un problema che riguarda il sostentamento delle persone anziane. Guardate che molte persone anziane intanto aiutano, come abbiamo detto prima, i familiari, ma comunque si ha una riduzione della capacità quindi diciamo che c'è anche questo aspetto da tenere presente. Torniamo su questi temi, le interrompo un attimo, vediamo la pubblicità che incombe, quindi mi raccomando i vaccini. Comunque, per precisare l'altro aspetto è che purtroppo le controindicazioni, le situazioni avverse del vaccino famoso AstraZeneca ha riguardato le persone più giovani, soprattutto donne, ma comunque anche uomini, ma più giovani, non ha coinvolto, non risulta, almeno non c'è dato saperlo, persone anziane, quindi per quello magari possono sentirsi anche un po' più tranquilli nella somministrazione, salvo che naturalmente non abbiano dei problemi che possono essere correlati alla somministrazione del vaccino, ma c'è sempre l'anamnesi medica che viene fatta. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.